Colfosco, terra di vini in questa meravigliosa collina. Ciao, sono Luca Gottardo e oggi vi voglio presentare questo casale, un antico rustico e eccezionale sia come posto che come tipicità dell'immobile. Sono veramente estasiato e non vedo l'ora di farvelo vedere. Andiamo, seguitemi. Questo è il posto ideale se vuoi svegliarti con il sorriso alla mattina e tra un fraseggio di grilli e usignoli. Qui regna veramente la pace, è un posto meraviglioso. E ci troviamo nel giardino che comunque è pianeggiante e è ricco di alberi, tra l'altro uno particolarissimo tra tutti che è questo gelso secolare. Poi c'è un noce, ci sono i glicini e c'è anche un fico. Ed eccoci qui all'interno nella cucina con sala da pranzo. Qui le altezze sono un po' più basse, ideale anche per il riscaldamento. E queste sono delle travi originali in larice, sabbiato, e abbiamo anche la stufa a legna, ideale per il riscaldamento. Oltretutto ci sono delle bocchette e scaldano anche i piani superiori. Qui invece il bagno. Avete visto la caldaia, il riscaldamento è autonomo, ha radiatori. Qua ci troviamo nella zona giorno, una sala comunque principale con un ingresso. E da questa parte c'è l'arin, chiamato così, perché appunto c'è la canna fumaria, volendo si può mettere un caminetto. Particolare, vero? Qui siamo al primo piano, quello delle camere da letto, e siamo in questo stanzone bello grande che potrebbe essere diviso creando una camera da letto con il corridoio oppure lasciato aperto, anche ideale per uno studio. Questa invece è proprio la camera da letto. E di qua invece l'altra cameretta più piccola che potrebbe diventare il bagno della zona notte. I serramenti sono in vetrocamera e sono stati cambiati, così come gli impianti all'inizio degli anni 2000. Saliamo che vediamo il piano al grezzo. Questo piano è da finire, però sono già state fatte le predisposizioni sia per l'impianto elettrico che per il riscaldamento. Qui sono altre 2 stanze grandi e da questa parte c'è comunque la predisposizione per il bagno, sempre in linea con gli altri 2. C'è una vista meravigliosa e qui sopra, anche se da finire, è tutto perfettamente sano. Il tetto è stato isolato, ci sono le ondoline e anche la guaina. Oltretutto vi faccio notare la continuazione della canna fumaria della stufa da giù, quindi anche qua sopra eventualmente è sfruttabile per il riscaldamento. Do uno spunto dal punto di vista energetico perché abbiamo parlato della stufa a legna e qui c'è il boschetto per procurarla e poi c'è la possibilità di installare i pannelli fotovoltaici su tutto il tetto della casa e in questa riva dove finisce la proprietà. Se ti piace la natura e ti sei innamorato anche tu delle tipicità di questa casa, non esitare a chiamarmi.